Saluti ai nostri telespettatori, nuova puntata di Tema, ospite dello studio di Teleacras l'avvocato Salvatore Pennica. Buonasera. Nelle vesti non di avvocato in tale occasione, bensì di probabile candidato a sindaco di Agrigento. Uso il termine probabile, correttamente, avvocato Pennica? Assolutamente sì, molto correttamente. Ecco, il termine probabile nel suo significato allude ad una condizione. E allora, subito al dunque, quale sarebbe o sarebbero le condizioni per le quali lei scioglierebbe la riserva a candidarsi a sindaco di Agrigento alle prossime amministrative tra poco più di 2 mesi? La condizione di poter fare una squadra di uomini di buona volontà, sganciata dai partiti, di uomini liberi, che non hanno la tessera del partito, che non ubbidiscono al deputato di riferimento e poter tentare di amministrare Agrigento con un programma semplice ma improntato ai criteri tradizionali che la politica ha perso. Il criterio di legalità, il criterio di libertà delle coscienze e il criterio della onestà. Avvocato Pennica, lei è stato tra i promotori ed è socio del movimento politico Epolis. Partecipa costantemente alle riunioni politiche dello stesso movimento, peraltro spesso itineranti in città per ascoltare, per recepire le istanze dei cittadini. Sicuramente una iniziativa di contatto con il territorio particolarmente notevole. Ecco, la promozione, l'adesione al movimento politico Epolis di Agrigento da parte sua è stata, almeno nelle intenzioni, una sorta di trampolino di lancio verso il coinvolgimento di un raggio di interesse politico e sociale più ampio, oppure no? E se è stata un trampolino di lancio, il raggio di interesse si è in un certo qual modo ampliato? Ho aderito ad Epolis perché è un'associazione apartitica, fatta da uomini che sposano il metodo della partecipazione democratica e quindi si presentano dopo aver chiuso uffici, aziende, studi presso diciamo, i quartieri e tentano di interpretare, di discutere attraverso il metodo democratico le istanze che provengono dal basso. Non sono tra i promotori perché farei un torto a chi è un promotore, perché c'è un portavoce, un presidente che sono particolarmente impegnati. Ho aderito ed aderisco ad Epolis perché sono convinto che è un movimento che obbedisce a quei criteri ai quali ispiro la mia disponibilità ad una candidatura a sindaco di questa città. Quando anche nei social network, nel cui ambito ormai si sviluppa con particolare seguito di interesse da parte dell'opinione pubblica, tanto dibattito politico e sociale, quando anche nei social network è trapelata la notizia che l'avvocato Salvatore Pennica sarebbe stato candidato sindaco ad Agrigento, alcuni hanno opposto, quasi come se fosse oggettivamente, ma non lo è, una opposizione, bollando tra virgolette, Salvatore Pennica come un soggetto politico della Prima Repubblica. Ecco, leggendo i commenti di tal fatta, come ha reagito? Sicuramente non avrà replicato personalmente, però che impressione ne ha ricavato ad essere bollato, ripeto, come un soggetto della Prima Repubblica, quindi quasi come una entità politica improponibile adesso? No, mi viene da sorridere perché intanto chi si espone e chi dà la disponibilità deve accettare le osservazioni, le critiche, non le deve mai sottovalutare, però deve anche, diciamo, la critica merita anche la risposta quando la stessa è infondata. La Prima Repubblica, di cui peraltro in questi giorni ricorre il ventennale, perché di fatto 20 anni fa si iniziava attraverso quella che si chiamò Operazioni Mani Pulite, la disgregazione di alcuni partiti tradizionali di massa, non mi ha visto protagonista né nella condizione di soggetto eletto dentro le istituzioni, né di soggetto che ha partecipato ai consigli comunali. Io, da cattolico quale sono rimasto,
aderivo ad un partito diciamo di massa ed ero anche in buona compagnia. Qualcuno poi dalla Prima Repubblica ha trovato un posto nella seconda e infatti oggi è artefice e protagonista anche della politica locale, regionale e nazionale. Io, sfaldatasi la Prima Repubblica, ho preferito fare l'avvocato e non ho la pretesa neanche di concorrere a formare la Terza Repubblica, ma prendo atto che questa Seconda Repubblica con questi protagonisti, secondo me, ha fallito un compito e i protagonisti che oggi erano nella prima, sono nella seconda, tentano di transitare nella Terza Repubblica, quindi a queste critiche sorrido perché come al solito le semplificazioni della realtà storica tendono a mistificare, però sono altrettanto convinto che è giusto accettare le critiche e le osservazioni. Poi se ci sono politici della prima, della seconda e forse della Terza Repubblica che pongono il veto, l'ho già detto in tempi non sospetti alla stampa, questo mi onora. Avvocato Pennica, dal 1993 in poi, da quando è entrata in vigore la legge sulla elezione diretta del sindaco, ad Agrigento, Calogero Sodano, poi Aldo Piazza e poi ancora Marco Zambuto sicuramente non hanno goduto di una vita felice. Ecco, la sindacatura d'Agrigento ha sempre rappresentato un trascorrere tormentato delle circostanze, delle attività amministrative, è un dato innegabile. E allora, a fronte di tutto ciò che è un dato dell'esperienza inconfutabile, è spontaneo chiederle da parte mia, ma anche da parte di tanti altri che se lo sono chiesto. Lei è un avvocato affermatissimo, peraltro è di giovane età, quindi rispetto alla sua prospettiva di carriera si prefigura uno scenario professionale particolarmente allettante, incoraggiante e splendido. A fronte di tutto ciò, come mai lei ritiene invece di imprimere alla sua vita personale, alla sua entità, un cambio di rotta così violento? Non vorrei usare il termine un salto nel vuoto, ecco, però andare ad amministrare il comune di Agrigento forse non sarebbe un termine così azzardato. Ecco, subito al dunque, con una domanda molto sintetica e significativa. Chi glielo fa fare? Intanto ho deciso di fare l'avvocato ad Agrigento e non in Brianza. Vivo in questa città e ne percepisco anche le difficoltà quotidiane. Poi alla domanda chi me lo fa fare le do una risposta secca. A me piacciono le sfide. Quando io ho iniziato a fare l'avvocato ho aperto subito lo studio e qualcuno, penalista, decano ed affermato, mi ha fatto la stessa sua domanda ed osservazione, aggiungendo anche ma chi verrà mai al tuo studio visto che non hai sponsor e padrini, perché mio padre faceva tutt'altro mestiere. Io credo che quando in qualcosa tu credi, metti la passione, l'intelligenza, l'onestà, la lealtà, poi alla fine sono diciamo investimenti che ritornano. La sfida di poter amministrare Agrigento con un metodo diverso, senza il deputato di riferimento che ti chiama e ti dà ordini, senza apparati, senza padrini, credo che sia una sfida che possa contribuire anche a far crescere questa città e ad imprimere alla campagna elettorale una nota di distinzione diversa. Qui siamo stati sempre abituati ad avere sindaci che sono stati espressioni di aggregazioni politiche e chissà che non ci possa essere un'inversione di tendenza e si possa eleggere un sindaco che al contrario ha in questo momento il non gradimento della politica ufficiale in termini di disponibilità, anzi viene visto quasi come non una risorsa ma una minaccia. Minaccia perché? Perché ha deciso di andare in televisione e di parlare senza prima concordare col deputato di riferimento. Allora questa non è una minaccia ed è una risorsa è una sfida e una sfida certamente contribuisce a fare crescere anche in maniera democratica un territorio.
Ecco, il deputato di riferimento. Nel corso degli ultimi giorni il videogiornale di Teleacras ha ospitato, nel corso di un'intervista, il presidente del Patto per il Territorio, Piero Macedonio, il quale, rispetto alla necessità di alimentare intorno al sindaco o candidato sindaco che sia, una sinergia di intenti politici, anche di schieramento tra Agrigento, Palermo e Roma, ha spiegato che ad Agrigento potrebbe anche essere eletto sindaco il Papa. Però se il Papa non lo si circonda della sinergia, dell'allineamento politico tra la città di Agrigento, Palermo e Roma, qualsiasi esperienza sindacale, anche del Papa, si rivelerebbe fallimentare. Così come magari lo è stato nei primi mesi durante la sindacatura Zambuto, quando poi Zambuto ha rivoluzionato l'assetto amministrativo sulla base della giustificazione di dover cercare degli agganci politici con il governo in carica. Ecco, lei si presenta invece alla città sganciato al momento da qualsiasi forza partitica, di governo. Ecco, è convinto di poter amministrare Agrigento sganciato dai partiti, dalle forze di governo. Ma se il risultato che i partiti hanno prodotto sul territorio è quello che noi vediamo, io credo che non solo non sia impossibile, ma che è prioritario fare una scelta di questo genere. Adesso io provo a calare la realtà nei numeri. Noi abbiamo avuto nel territorio di Agrigento uomini di governo regionale estremamente rappresentativi a tutti i livelli, vice ministri di governi nazionali, ministri della Repubblica, segretari di partito rappresentativi a livello nazionale e uomini politici impegnati nel Parlamento e nelle istituzioni in maniera pregnante. Sono riusciti mai a creare un sistema di sinergia, come lei dice, per poter avere alla fine un vantaggio per Agrigento? Io credo che la domanda ha la risposta nell'assenza dei grandi progetti, perché bisogna fare una differenza tra amministrare un comune e quindi organizzare i servizi e fare interfacciare il comune con la politica che deve poi creare il volano dei finanziamenti. Allora, vi è stato in questa azione sinergica una delle due parti che non ha fatto il proprio dovere. O il comune non ha presentato i progetti o la politica non è stata mai per il comune di Agrigento pari alla forza che ha dimostrato. E allora io credo che questa leitmotiv non si può amministrare Agrigento senza il rapporto con gli eletti, deve o merita una constatazione. Visto che Agrigento fino adesso è stata invasa dalla presenza dei politici che a Roma contano, che a Palermo determinano le sorti del governo regionale, e Agrigento è nella condizione in cui il 34% dei giovani dai 18 ai 32 anni sono in attesa della prima occupazione, e allora si può anche immaginare che la politica ha fallito il suo compito e la sua missione, e si può anche immaginare che gli agrigentini di buona volontà possano riappropriarsi dell'ente comune, non immaginando grandissime sinergie con la politica inadempiente, latitante e fallimentare, ma organizzando la macchina del comune attraverso un riordino dei conti interni, attraverso una capacità di ripresa della macchina burocratica di sfornare dei progetti cantierabili, aprendo uno sportello e organizzando un assessorato per il reperimento delle risorse della comunità economica europea, e quindi arricchire il territorio senza chiedere al politico, ma presentando il progetto ben fatto e ben organizzato direttamente
alla fonte di finanziamento europea, dove lì se hai i titoli ed i meriti vieni finanziato, non hai necessariamente bisogno della raccomandazione politica. Perché non dobbiamo scrollarci da dosso questo complesso, che senza il rapporto col deputato non si riesce ad organizzare alcunché? Agrigento ha dei talenti anche professionali che sono andati avanti nella propria condizione soggettiva senza la mattina doversi rapportare col deputato di riferimento, eppure sono diventati imprenditori di successo, professionisti di successo, medici di successo. Secondo me la politica dovrebbe in questo momento essere ridimensionata al ruolo che le è proprio, non invadere tutti i campi, e la politica non dovrebbe neanche invadere i campi di queste elezioni comunali. Dovremmo cercare di sprigionare le energie libere. La politica non dovrebbe invadere nemmeno il campo di queste amministrative elezioni comunali ad Agrigento. Ecco, mi sovviene in proposito, seguendo quanto lei afferma, avvocato Pennica, una recente dichiarazione del deputato onorevole Roberto Di Mauro, che ha tramite la stampa posto un veto sulla sua candidatura. Ecco, si è scatenato un botta e risposta particolarmente colorito. Lei ha risposto per le rime. Sì, io ho detto che non ho mai incontrato Di Mauro, non lo conosco, ricordo che era il sindaco delle Somme Urgenze, che poi ha avuto un impegno nella Democrazia Cristiana, poi è transitato nel CCD, poi credo anche in un altro partito per approdare all'MPA. L'ho sempre seguito dalle cronache giornalistiche, non so di che natura sia il suo veto. Se è un veto di natura personale e politica mi onora, perché oggettivamente siamo distinti e distanti. Detto questo, io ho massimo rispetto per chi da 30 anni fa politica e la fa come professione, è una scelta di vita, anzi sotto questo aspetto lui è esemplare, perché nonostante il transito tra la prima e la seconda Repubblica è sempre presente, sarà presente probabilmente anche nella terza Repubblica, ma non è assolutamente reato potersi distinguere da Di Mauro. Quindi Di Mauro ponga il veto, non mi condiziona, io vado avanti per la mia strada. Di Mauro avrà le truppe cammellate dei voti, io ho semplicemente la risorsa della mia libertà e della mia intelligenza che non potrà comprimere né Di Mauro né altri. È finito il tempo in cui il feudalesimo politico poteva tenere sotto gioco tutti. C'è gente che è libera da un punto di vista economico, è libera dal punto di vista dell'esercizio della propria vita e la esercita pienamente. Quindi io non temo Di Mauro come non temo nessun veto da parte dei politici. Peraltro l'onorevole Di Mauro, quindi il Movimento per le Autonomie, ultimamente sembra convergere sulla candidatura, insieme al Partito Democratico, a favore dell'avvocato Nicola Grillo. Alla griglia di partenza, se dovessero restare così le cose come sono adesso, sareste 4 avvocati più Calogero Miccichè, l'avvocato Zambuto, l'avvocato Arnone, l'avvocato Pennica e l'avvocato Grillo. Ecco, un poker di avvocati. E qualcuno sul web fa una battuta simpaticissima, manca solo lo psichiatra, perché secondo qualcuno si dice che secondo un vecchio adagio che lo psichiatra, però lo dico garbatamente, è un folle mancato, e secondo altri l'avvocato penalista è un delinquente mancato. Quindi siccome siamo 3 avvocati penalisti mi viene Potrebbe la battuta. Potrebbe candidarsi Fausto D'Alessandro. Magari, a quel punto guardi, lo dico pubblicamente da questa emittente, ove si dovesse candidare Fausto D'Alessandro, io farei 3 passi indietro, perché Fausto D'Alessandro incarna la figura dell'uomo e del professionista che io voterei ad occhi chiusi, proprio perché autonomo, libero, non coercibile, con una storia personale di impegno politico, è stato in 30 anni in consiglio comunale esemplare, mai ricevuto un avviso di garanzia, una persona di una onestà e rettitudine di quelli che si dice un tempo all'antica. Nonostante la sua età, se oggi si candidasse sarebbe secondo me un faro per tutti i giovani che vogliono affacciarsi alla politica secondo i valori della onestà e della rettitudine che D'Alessandro incarna.
Detto questo, Nicola Grillo è il presidente della Camera Penale, è un ottimo professionista, è un mio fraterno amico e a lui auguro diciamo, tutta la fortuna di questo mondo. È vero, abbiamo un comune denominatore, entrambi siamo avvocati ed entrambi siamo penalisti, lui peraltro con una tradizione familiare che io non ho. C'è tra di noi una distinzione, lui è il candidato di Di Mauro e io non sono il candidato di Di Mauro, né eventualmente, ove Di Mauro dovesse proporre con me un ragionamento basato su un rapporto di supremazia e non di parità, io non accetterei mai. Ecco, riguardo la sua eventuale squadra di governo, sempre mantenendo come punto di riferimento, come punta del compasso il movimento Epolis, ecco, quali sarebbero i criteri ai quali ispirerebbe il suo modus di procedere? Veda, lì io ho un'aspirazione, però la politica è l'arte del possibile, deve fare anche i conti con la realtà e con le risorse umane. La mia aspirazione è quella di poter immaginare una squadra di persone che siano libere dalle sottoscrizioni di impegni con partiti politici, cioè che non hanno la tessera del partito politico e comunque anche se dovessero avere la tessera del partito politico, l'ipotesi per esempio di un modello umano culturale come Fausto D'Alessandro che è socialista nella formazione culturale, ma che prima ancora di socialista è uomo libero, sarebbe il soggetto ideale per amministrare la sanità. Chi meglio di lui può conoscere da medico e da uomo di cultura i problemi della sanità? Sto facendo l'esempio di Fausto D'Alessandro per darle il modello, cioè il soggetto dotato di esperienza con una libertà economica e quindi con la garanzia che non sia assolutamente coercibile dal deputato di riferimento e che si occupi di un settore della pubblica amministrazione con i criteri che ispirano poi la candidatura di un sindaco che vorrebbe rappresentare la società civile. Questa è l'aspirazione. Poi devo constatare che purtroppo c'è una società civile fatta di ordini professionali, di soggetti che hanno un certo timore ad esporsi con un ragionamento di chiarezza e di libertà rispetto alla politica, perché qua la politica condiziona molti ambienti, condiziona gli ambienti professionali nel conferimento dell'incarico da parte delle pubbliche amministrazioni, condiziona e controlla la sanità, condiziona e controlla anche determinati settori della pubblica amministrazione in termini di carriere personali e allora secondo me lì trovare la disponibilità di uomini disposti a metterci la faccia e quindi a fare una scelta di campo precisa, la scelta di campo è di distinzione dagli eletti e dai deputati di riferimento, diventa molto più difficile. Questa è una sfida che non deve fare abbassare la guardia, ma in questo senso io ho trovato in Epolis un movimento che è disposto ad interpretare questa sfida, quindi guarderei dentro Epolis, ma non solo dentro Epolis. Io ho seguito con estremo interesse ciò che è avvenuto per esempio nel quartiere di Villa Seta, i manifesti che si sono stati appesi a Villa Seta e ad Agrigento, dal tenore qui Villa Seta chiama Agrigento, siamo stufi delle promesse dei politici e delle solite diciamo passerelle, vogliamo assolutamente impegnarci in prima persona e risolvere il problema del nostro quartiere. Sono assolutamente interessato a ciò che avviene nelle periferie delle città. Io per esempio immaginerei una squadra fatta di gente che possa dai quartieri essere presente in giunta per poter rappresentare la esigenza della frazione di Giardina Gallotti, di Montaperto, di San Gregorio, di Cannatello, di Villa Seta. Il metodo è dire agli agrigentini, senza avere il timore di, come vorrei dire, disturbare i grandi manovratori, che sono questi deputati da 20.000 euro al mese, organizziamo noi, che abbiamo le nostre professioni ed i nostri studi professionali, una squadra che possa concorrere insieme ai rappresentanti dei partiti o in alternativa ai rappresentanti dei partiti ad amministrare Agrigento, riappropriandoci dell'agrigentinità. Poi sa, le sfide si possono vincere, si possono perdere, però è estremamente importante non omologarsi. Perché omologarsi nel 2012? Per avere altri 5 anni come i 15 anni che ci hanno preceduto? Ecco,
Avvocato Pennica, come valuta politicamente, qual è la sua opinione nel merito al tale ipotetica al momento alleanza politica ed elettorale tra Partito Democratico e Movimento per l'Autonomia sulla candidatura di Nicola Grillo, estendibile probabilmente anche, e lo sarà estesa molto probabilmente, anche a Future Libertà e Grande Sud. Quindi consegnando l'esclusiva della sinistra da una parte a Calogero Mici, che è quindi SEL, IDV e Federazione della Sinistra, e in un certo qual modo disgregando il centro, perché poi l'UDC insieme all'API sarebbe insieme a Zambuto. Ma l'alleanza che sostiene l'avvocato Grillo, che è un ottimo candidato, un ottimo professionista, è l'alleanza che è in maggioranza nel governo della regione. Inutile dire che questa alleanza ha un socio di maggioranza, che è l'onorevole Roberto Di Mauro, perché è il deputato di riferimento del territorio, e quindi Roberto Di Mauro ha all'interno della coalizione una sorta di diritto di scelta, perché chiaramente, lo ricordo a me stesso, 5 anni fa lui aveva un proprio candidato che poi è stato battuto da Zambuto. Quindi l'alleanza governata dall'onorevole Di Mauro è l'alleanza che poi è gradita al governo lombardo. Quel governo lombardo che peraltro, e questo è un particolare da non tralasciare, è graditissimo ad un altro candidato sindaco, che è l'avvocato Arnone, perché l'avvocato Arnone è stato al congresso dell'MPA a parlare in difesa di Lombardo quando Lombardo era indagato per concorso esterno in associazione mafiosa dalla Procura della Repubblica di Catania. Veda, ad Agrigento succedono determinate cose che sono tutte da decifrare. C'è Arnone che ha fatto una crociata contro il procuratore della Repubblica che indagava Lombardo, e lo ha fatto con la visibilità che gli è nota, non trincerandosi dietro alchimie politiche. E questa alleanza tra Di Mauro, che porta il candidato collega Grillo, e dall'altra parte Arnone, e secondo me presenta degli aspetti di similitudine che poi in campagna elettorale usciranno probabilmente allo scoperto in maniera anche un po' più chiara di quella attuale. Poi c'è l'alleanza che dovrebbe, e lì il condizionale è d'obbligo perché gli equilibri nazionali sono tutti in movimento, sostenere Zambuto. Ma non dimentichiamo che Zambuto è un uscente, quindi secondo me senza l'UDC o con l'UDC è un soggetto che è stato presente 5 anni ad amministrare e ha il dovere di riproporsi agli agrigentini, anche se l'UDC, come pubblicava ieri il Foglio, dovesse eventualmente fare un'alleanza con il PDL di Alfano. Secondo me Zambuto è sostenuto certamente dal patto del territorio e da ciò che ha fatto nel corso di questi 5 anni e si presenta. Poi c'è Arnone, che gioca la sua partita anche con una certa, secondo me, maturità politica. Voi avete visto che Arnone negli ultimi giorni riprende anche un atteggiamento più moderato, meno di protesta, più di proposta politica. Arnone è consapevole del suo rapporto con Lumia, Arnone è consapevole del rapporto che lega Lombardo con Lumia, e quindi Arnone si gioca anche una battaglia da politico veterano qual è, perché 30 anni che fa politica, immaginandosi di arrivare al ballottaggio. E poi c'è Lillo Miccichè, che in questo contesto è quello che mantiene la barra del timone in maniera assolutamente solida, perché ha una cultura
politica ed una diciamo anche formazione che lo vede oggettivamente incompatibile con Di Mauro, e quindi Tortocollo accetta l'alleanza di Di Mauro con il PD, ma si distingue, e credo che rappresenti un elemento di coerenza e di novità. Poi vi sarà anche la lista del PDL, che secondo me farà la operazione di immaginare di sposare un candidato della società civile. In questi giorni si fa il nome di un apprezzatissimo chirurgo, sul quale non si può che dire solo ed esclusivamente bene. E poi in questo contesto vi può essere anche una squadra di cittadini liberi, consapevoli che non appartengono a nessuna nomenclatura e che vogliono concorrere rivolgendosi alla città di Agrigento per fare interpretare all'elettore il proprio futuro ed il proprio destino, perché ricordiamolo, si vota sì con un'unica scheda, ma l'elettore dovrà mettere il nome nella lista per scegliere il consigliere comunale, e quindi potrà scegliere il consigliere comunale che appartiene alla lista di partito tradizionale. Poi dovrà mettere la croce sul nome del candidato sindaco, potendo scegliere il candidato sindaco tra i 5-6 che si presenteranno che più aggrada la emozione dell'elettore o l'idea che ha l'elettore. Non ci sarà l'effetto di trascinamento delle liste. Questo probabilmente qualche diciamo padrone o aspirante padrone di Agrigento non lo considera, perché è convinto ancora di essere nel sistema dell'affetto di trascinamento delle liste, per cui ritiene, in ragione del potere che io ho esercitato attraverso il controllo dei settori vitali della sanità, della pubblica amministrazione, farò delle liste forti, le liste forti avranno un effetto di trascinamento sul candidato che io propongo, ergo arriverò certamente al ballottaggio. Tutto questo non fa i conti con l'elettore che potrà scegliere il candidato al Consiglio Comunale in ragione di un rapporto di amicizia o di parentela che appartiene al partito, e potrà scegliere il candidato sindaco che non appartiene a nessun partito. Questa è la novità della legge ed è una novità che deve essere spiegata bene agli elettori. Ecco, il confronto da parte sua, da parte vostra, candidato, candidati sindaci, anche con la Fondazione Agire Insieme di Salvatore Moncada, come elemento di confronto da parte vostra, ma anche come risorsa sicuramente da valorizzare durante la campagna elettorale e dopo, durante la fase amministrativa. Guardi, io in tempi non sospetti, e per questo sono stato anche tacciato di collateralismo, sono stato uno di quelli che ha creduto in Totò Moncada, nella sua disponibilità a candidarsi a sindaco, e vi crede tuttora. Se Totò Moncada dovesse ripensare alla propria condizione, dovesse scendere con quelle caratteristiche di libertà che io gli attribuisco e chi conosce gli attribuisce, credo che Totò Moncada sarebbe una grandissima risorsa. Totò Moncada poi ha fatto la Fondazione Agire Insieme. Agire Insieme è una risorsa che per volontà dello stesso Moncada non scenderà nell'agone politico, ma è una risorsa per me, candidato sindaco, perché mi collego con il suo sito, noto quali sono le novità in termini programmatiche e ove le dovessi adottare nel corso della campagna elettorale non potrei che fare solo ed esclusivamente bene al territorio e potrei portare vantaggio alla risoluzione dei problemi. Perché poi qui parliamo di tante cose ma non affrontiamo i problemi di Agrigento, che sono il vero nodo della campagna elettorale. Io non vorrei che ci fosse una campagna elettorale solo ed esclusivamente basata sulle alchimie politiche, a me non interessano. Io vorrei che ci fosse una campagna elettorale che concretamente ponga alla città come risolve il problema della disoccupazione pari al 34%, il problema del risanamento del bilancio ed il problema del piano regolatore generale. Sono tre direttrici non estremamente, complesse, ma che rappresentano gli assi portanti per fare funzionare il comune di Agrigento. Aggiungo anche, se mi consente, la manutenzione del territorio, perché si tratta di un perimetro urbano strutturalmente flagellato, le strade,
quasi al limite della percorribilità. Guardi, un sindaco secondo me si deve muovere su due direttrici. La prima direttrice è quella di garantire la ordinaria manutenzione e quindi rifare le strade, ripulire gli angoli di questa città dando decoro, garantire la pulizia e la ordinarietà. Però un sindaco non deve pensare solo ad una città con una visione da quando si insedia ai prossimi 6 mesi o ai prossimi 5 anni. Un sindaco deve pensare ad una visione della città più ampia che possa essere per i prossimi 15 o 20 anni e quindi parallelamente alla ordinaria manutenzione e quindi al ripristino delle condizioni di normalità che ad Agrigento oggettivamente sono state disattese, pensare alla progettualità più ampia. E qual è la progettualità più ampia? La progettualità più ampia è intercettare quanti più possibili canali di finanziamento per realizzare delle infrastrutture che mancano. Ed attenzione al passaggio. Veda, chi è figlio della politica tradizionalmente intesa immagina che i canali del finanziamento siano quelli necessariamente legati al pubblico, quindi se non hai il deputato di riferimento è difficile che tu puoi amministrare Agrigento perché non porti finanziamenti. Ma dove sta detto? In un momento in cui il governo Monti sta ed è nella condizione di diciamo, fare una cura dimagrante per tutti, se tu sei un sindaco che non ha l'esigenza di ingraziarsi il politico di turno, devi rivolgerti per reperire i fondi al privato, all'imprenditore privato o al gruppo privato, creando la condizione per venire ad investire ad Agrigento. Ma lei per esempio parlava di Moncada, secondo contribuente della Sicilia è una delle persone sicuramente in termini imprenditoriali più interessanti del panorama politico nazionale. Quanto ha investito ad Agrigento o quanto ha dovuto investire fuori? Moncada insieme ad altri è una risorsa, se investisse ad Agrigento non sarebbe il primo finanziatore dell'ente comune e se fosse il primo finanziatore dell'ente comune non avremmo creato un circolo virtuoso, quindi un sindaco deve avere la prospettiva di guardare alla ordinarietà e al progetto a lungo termine, capendo che le risorse che provengono dal pubblico sono limitate, intercettando quelle che sono oggettivamente appannaggio dei progetti della comunità europea, ma soprattutto valorizzando il privato che vuole investire ad Agrigento. E l'investitore privato cosa ha bisogno? Ha bisogno di una burocrazia molto snella e quindi di un comune che non si perda nelle pastoie burocratiche e che rilasci in tempi brevi licenze e autorizzazioni, ed aggiungo io, possibilmente senza pagare la tangente al funzionario di turno e quindi con un rapporto diretto all'americana con il sindaco. Ha bisogno di un comune che garantisca la sicurezza durante la cantierabilità delle opere e ha bisogno di un'amministrazione comunale che gli crei le condizioni per poter al meglio poi profittare dell'investimento fatto, perché non è che l'imprenditore fa beneficenza, se investe vuole un ritorno, ed una macchina comunale che lo agevoli anche in termini eventualmente di sgravio delle imposte o di una riduzione degli oneri, credo che gli possa offrire l'opportunità migliore, perché Agrigento comunque alla fine ha una posizione orografica tra le più belle d'Italia. Avvocato Pennica, in conclusione della nostra conversazione, lei crede in Agrigento, crede politicamente in Agrigento, a fronte invece di tanta rassegnazione, di tanta scetticismo e diffidenza attualmente verso la politica? Ma guardi, le faccio una domanda ed è questa. Il segretario del PD è di Reggio Emilia, il segretario dei maggiori partiti, il segretario della Lega è di Varese. Sono tutte città presso le quali io sono state e che proprio risentono della impostazione politica del segretario nazionale del partito della Lega o del partito del PD, con una certa attenzione al territorio.
Il segretario del PDL, partito questo ex Forza Italia, è di Agrigento ed è un soggetto indiscutibilmente intelligente. Ed è per me una risorsa, ma insieme a lui Agrigento ha altre risorse. Parlo di lui perché politicamente è quello più rappresentativo, è sicuramente l'uomo forte di questo panorama politico italiano. E allora perché non credere che questa risorsa possa, diciamo, calarsi nel territorio e sollevare Agrigento dalla condizione di povertà in cui è? Qualora lui o altri non riescano a farlo, ecco che ci sono gli uomini della società civile che la mattina non prendono ordini da nessuno, che prendono atto del fallimento della politica e si organizzano sul territorio, ma non in termini di sfida garibaldina o di sfida antipartitica, quanto perché i nostri figli vanno a scuola ad Agrigento e non ai Parioli, vanno a scuola a Villaseta e non possibilmente a Palermo, dove si trasferisce il deputato regionale, e quindi noi abbiamo il dovere in primis di chiamare la politica alle proprie responsabilità. Quando la politica è latitante perché preferisce stare nei salotti romani o nelle stanze dei bottoni della regione, allora Agrigento a quel punto deve chiaramente chiamare gli uomini di buona volontà a raccolta e dire: dove la politica è latitante organizziamoci noi nel territorio. Lei parlava del dottore Macedonio, medico e professionista che stimo, dice delle cose estremamente interessanti. Io lo seguo con estrema attenzione, vuole colmare attraverso il patto del territorio una lacuna che è la lacuna lasciata dagli eletti. Allora io credo che, essendoci queste risorse, oggi si possa recuperare al territorio le migliori risorse, non attraverso le logiche della divisione. E quindi io torno al concetto mio di disponibilità. Io sono disposto a fare 4 passi indietro e a continuare quella beneaugurante professione di avvocato al quale lei mi richiamava, se oggettivamente il luogo della partitocrazia che vuole a tutti i costi controllare in maniera asfittica la pubblica amministrazione, ci sia una squadra di uomini virtuosi che amministri Agrigento con i criteri di libertà. Io sarei felice a stare più nello studio e meno in questo momento nelle piazze, nel web o nella polis a spiegare i motivi di un impegno. Però questo ci deve essere, perché se questo non c'è, noi non possiamo delegare a vita. E soprattutto, agrigentini, usciamo dal complesso che non si possa pensare così come il deputato di riferimento non pensa, perché siamo in un tempo che è quello della libertà, che è il tempo che ci deve vedere protagonisti e non sudditi. Bene, si conclude così l'odierna puntata di Tema. Io ringrazio per essere stato ospite di Teleacras l'avvocato Salvatore Pennica. Grazie a voi, grazie dell'opportunità che mi avete dato di parlare senza censura. Grazie anche a voi telespettatori per la gentile e cortese attenzione. Arrivederci ad una prossima puntata di Tema.